Oggi manifestate qui davanti alla prefettura per quali motivazioni? Noi stiamo manifestando perché il comando di Agrigento ha una carenza di personale operativo, cioè quello deputato a fare gli interventi, quello che sale sui mezzi e va in risposta alla popolazione, fa il soccorso, una carenza di 47 unità. Chiaramente di queste 47 unità a fine anno saranno anche di più perché c'è un passaggio di qualifica previsto da vigile a caposquadre ed è anche dei pensionamenti che chiaramente porteranno ad aumentare la carenza. Quest'anno noi abbiamo avuto una stagione veramente da girone dantesco, un inferno, tant'è che per sopperire alla carenza di personale il Dipartimento e la Direzione hanno subito messo dei dispositivi quale il raddoppio di turno dello stesso però personale, cioè lo stesso personale che dovrebbe fare turni da 12 ore ne ha fatto 24 ore, quindi capite bene che si tratta di un'attività massacrante per le persone che fanno questo tipo di attività, insomma il soccorso. Che estate è stata da un punto di vista di incendi, insomma una stagione come al solito che si presenta sempre dai dati molto allarmanti per via anche del fenomeno dei piromani. Ecco, voi come avete risposto a questa cosa? Noi abbiamo risposto in maniera egregia nonostante la carenza all'emergenza. Ma questo grazie e devo ringraziare veramente tutti i colleghi che hanno diciamo, raddoppiato i turni, hanno fatto dei lavori, ma chiaramente questi raddoppi di turno nessuno ha potuto soffrire di ferie o di spazi, insomma, da dedicare alla famiglia. Purtroppo l'emergenza ha imposto questo. Il problema degli incendi estivi è un problema che bisognerebbe, diciamo, aprire un capitolo a parte perché non è risolvibile andando dietro a spegnere con la prevenzione e con una serie di misure che praticamente riteniamo possono essere deterrenti per i piromani e per la gente che... L'ultimo l'incendio che è successo proprio qui a due passi al Palazzo Standa, che siete riusciti brillantemente a bloccare, non cosa che invece è avvenuta a Milano dove insomma tutti sono dovuti scappare, il palazzo è andato via, insomma. Beh, sono due situazioni diverse. Quello del Palazzo Standa per fortuna non c'era quella struttura come ad esempio a Milano che ha creato, doveva essere una struttura praticamente ignifuga, però essendo distanziata dalle pareti ha creato un effetto camino che ha alimentato praticamente l'incendio. Qui diciamo, abbiamo fatto subito quanto necessario per poter spegnere l'incendio e senza provocare danni a tutto il palazzo. È andato bene. Appunto di questa situazione io volevo anche fare una precisazione. Quando ci sono gli incendi estivi non è che i vigili del fuoco praticamente si fermano lì agli incendi della sterpaglia, del bosco eccetera. Noi comunque dobbiamo rispondere a incendi di abitazione, a soccorsi, incidenti stradali, che quest'anno ce ne sono stati parecchi, a tante tipologie di interventi che siamo deputati, siamo chiamati a risolvere e per questo dobbiamo anche ringraziare, e ci tengo particolarmente, dobbiamo ringraziare i colleghi volontari del distaccamento di Cianciana, i volontari dei Vigili del Fuoco di Cianciana e i colleghi della Forestale che, diciamo, l'antincendio boschivo quest'anno abbiamo avuto veramente collaborazione grande come sempre da parte dei colleghi della Forestale. Però, ripeto, noi al comando di Agrigento siamo pochi. Il vero punto principale è che noi abbiamo bisogno di colmare, non chiediamo nient'altro, colmare le carenze che abbiamo in organico, questo chiediamo.